Buona domenica, buonasera ai nostri telespettatori. Telecolor ritorna con il punto. Che settimana, mamma mia, settimana impegnativa questa, insomma, caos alla regione, settimana quasi cinematografica, drammatica però, dal punto di vista cinematografico drammatico, perché insomma sta succedendo di tutto in questa settimana, è successo di tutto anche a Catania con il commissario portoghese che sta per andare via, per abbandonare l'incarico, insomma ci sono dei problemi, li scopriremo anche oggi, quali sono, anzi li racconteremo. E poi insomma tutto quello che sta succedendo alla regione, la maggioranza di centrodestra con Can, il bilancio, anche qui avevamo parlato di scadenze anticipate rispetto alle precedenti gestioni, si è ritardato un po', insomma anche qui le spese, quali sono, quali non sono, li vedremo all'interno di questo programma di oggi, domenica impegnativa. E allora vi presento gli ospiti, poi vedremo la copertina di oggi. Con me in studio l'assessore all'autonomia locale Andrea Messina. Buonasera assessore. Buonasera a voi. Il deputato regionale Giose Marano del Movimento 5 Stelle. Buonasera Giose. Buonasera a tutti. Mario Barresi, inviato del quotidiano La Sicilia. Buonasera, ben trovati. In collegamento Cateno De Luca, deputato regionale Sicilia Vera. Buonasera De Luca. Buonasera, buonasera. Lo ritroviamo per la prima volta quest'anno. Nello Di Pasquale, ormai volto noto, deputato regionale del Partito Democratico, volto noto di questa trasmissione. Buonasera Di Pasquale. Buonasera, grazie. E Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia all'Assemblea regionale siciliana, per la prima volta con noi, quindi le do un particolare benvenuto Pellegrino. Buonasera. Io vi ringrazio per l'invito e saluto i telespettatori, sì. Allora, Trapani per quanto riguarda Pellegrino, Ragusa per quanto riguarda Nello Di Pasquale, Messina e dintorni per quanto riguarda Cateno De Luca, insomma queste le aree geografiche di appartenenza, Mister Bianco eccetera. No, sto scherzando, Marano, sto scherzando. Allora, copertina oggi curata da Francesco Gigante che ci anticipa e ci introduce i temi della trasmissione di oggi, anzi il tema principale. Così come la conoscono in tutto il mondo, che c'entra il Festival di Cannes con la Sicilia, l'abbiamo raccontato durante tutta la settimana, ma insomma lo racconteremo anche questa sera. Allora, io comincio con la cronaca, cominciamo con Mario Barresi. Allora Mario, che cosa è successo? A un certo punto il presidente Schifani si è accorto che c'è una spesa enorme, diciamo, nel capitolo bilancio della regione, almeno a dire del presidente della regione, enorme, spesa milionaria di quasi 4 milioni di euro, 3.700.000 euro, che era destinata alla seconda puntata di questo Festival di Cannes. Ricordiamo che lo scorso anno la Regione ha partecipato con quell'evento che avete visto in copertina, Casa Sicilia, al Festival di Cannes. Il Presidente si è accorto di questa spesa e dice: attenzione, questa è una spesa enorme, secondo me non va bene, bisogna in qualche modo intanto capire cos'è e poi, se è il caso, bloccarla. Il racconto è che questa spesa, questo capitolo di spesa in autotutela, il presidente Schifani lo ha bloccato, però c'è tutto un pre-racconto di tutto quello che è successo. Vabbè, sì, che ha scatenato la polemica politica. Il presidente Schifani si è accorto della cosa come diciamo in contemporanea a tutta l'opinione pubblica siciliana, perché grazie a un'inchiesta condotta dal mio giornale e da me in particolare abbiamo diciamo, sollevato alcuni interrogativi, abbiamo fatto delle domande e provato semplicemente a cercare delle risposte. Mi sono arrivate delle ricostruzioni alquanto balzane sulla matrice di questo lavoro giornalistico su Pizzini,
cittadini, su ispiratori misteriosi. Abbiamo semplicemente fatto il nostro lavoro, un lavoro che è sempre più complicato da fare in Sicilia, un lavoro che è ancora più complicato visto, qua c'è l'assessore agli enti locali, visto la difficoltà anche di reperire atti nei siti della regione che sono un ginepraio. L'onorevole Marano dei 5 Stelle, loro ne hanno fatto una battaglia, quella sulla trasparenza, cioè se si prova a entrare oggi in qualsiasi sito della regione non si trova niente. Chiusa parentesi, noi abbiamo sollevato alcuni dubbi sulla congruità e sull'opportunità di quella spesa e poi soprattutto anche tramite una ricerca nei database rispetto alla, diciamo, all'identità e all'affidabilità di questa società lussemburghese, l'Absolute Blue, a cui la regione l'anno scorso ha dato 2,2 milioni e quest'anno intendeva dare 3,7 milioni. E poi il punto, diciamo, decisivo dal punto di vista amministrativo, anche se poi ci sono aperti tantissimi altri file relativi per esempio al complesso di spese del turismo sui fondi POC, che ammontano, mi corregga la Marano se sbaglio, a circa 57 milioni. Comunque, diciamo, quello che ha fatto saltare il banco dal punto di vista procedurale è che questa società ostentava un'esclusività su un progetto che poi era il requisito amministrativo per poterle concedere il servizio con quei soldi, sui quali poi bisognerebbe fare anche una riflessione relativa alla congruità, ma con un'esclusività rispetto a un progetto che secondo l'avvocatura della regione, allertata dal presidente Schifani, non poteva avere, perché non aveva un rapporto di esclusività con il Festival di Cannes, ma soltanto aveva depositato questo format come si può fare normalmente. Diciamo, l'atto amministrativo è stato in parte revocato, in parte sospeso dall'assessorato regionale al turismo, dai dirigenti dell'assessorato regionale al turismo, su sollecitazione, diciamo, molto forte da parte del presidente Schifani. Subito dopo è successo, poi ci sono anche dei risvolti politici, perché il raffreddamento dei rapporti, l'alta tensione che si è creata tra Fratelli d'Italia e Palazzo d'Orlean è poi esplosa anche dopo l'uscita sulla Sicilia Web dell'assessore Messina, che ha attaccato frontalmente il presidente. Sabato mattina sono usciti tutti i partiti, come ce le presente, come le figure del nuoto sincronizzato. Tutti gli altri partiti della maggioranza sono usciti e si sono chiusi a riccio sul presidente Schifani, e quindi, diciamo, è la prima crisi passeggera, per carità risolvibile, nulla di irreversibile, però è la prima crisi seria che sta affrontando questa maggioranza dalla vittoria delle elezioni. Allora, tutto questo però nasce ovviamente da tutto un racconto che è stato fatto ovviamente in maniera diciamo, diversa da un lato e dall'altro, diciamo, degli interlocutori. Quindi insomma qui poi c'è la cosa più semplice, non si potevano sedere e chiarirsela tra di loro questa cosa, quindi da là nasce il dubbio che insomma ci sia più di qualche frizione politica all'interno di questa. Certo, questo è l'aspetto politico. La narrazione dei fatti viene attestata dall'indagine di ben 3 procure, quella europea, la procura della Corte dei Conti e la procura di Palermo, che hanno sequestrato degli atti. Cioè, se un tipo di narrazione fosse stata fantasmagorica o insussistente, non ci sarebbero tre inchieste della magistratura. E su questo, diciamo, lasciamo lavorare ovviamente tranquillamente, anche perché proprio nell'intervista che citavi lo stesso Messina, che era il titolare del turismo, Manlio Messina, che era il titolare del turismo, si è detto tranquillo. Tra l'altro qualche passaggio di questa intervista la vedremo. Ora restiamo nell'aspetto politico di questa vicenda. Qui non c'è un rappresentante di Fratelli d'Italia, perché Fratelli d'Italia in questo momento diciamo, ha fermato la comunicazione in qualche modo. Che succede? Ovviamente la prima parola la do a Stefano Pellegrino, che è il capogruppo all'Ars di Forza Italia, del gruppo, l'unico gruppo di Forza Italia che è rimasto all'Ars anche dopo la fuoriuscita di un deputato che diciamo, ha fatto diciamo, finire il numero legale
per l'altro gruppo dell'Ars. Quindi insomma l'unico gruppo di Forza Italia è quello capeggiato da Stefano Pellegrino, che è il gruppo vicino al presidente Renato Schifani. Quindi parla Stefano Pellegrino, parla per Forza Italia, ma questo lo dico a beneficio dei nostri telespettatori, parla anche per conto del presidente della regione, insomma espone l'idea del presidente della regione. Pellegrino, allora, lei ha visto l'intervista, è inutile, adesso facciamo vedere qualche passaggio, poi magari nei termini lo possiamo anche analizzare, però insomma credo che complessivamente lei abbia visto tutta l'intervista del vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Manlio Messina. Ma devo dire che il nostro presidente Schifani si è limitato intanto a dare atto dell'accertamento dell'Avvocatura Generale della nostra regione, che in merito all'affidamento del Sicily Women in Cinema ha ritenuto che che non c'erano le condizioni perché potesse essere applicato l'articolo 63 del Codice degli Appalti, che prevede la procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara. Per cui in base di questo parere tecnico ha sollevato la questione e ha revocato tutela. Non mi pare che ci siano situazioni particolari, mi pare che si tratta di un atto dovuto da parte di un presidente della regione che vigila e tutela in relazione a quelle che sono le attività amministrative. Anche d'altra parte le dichiarazione di Donzelli di Fratelli d'Italia di oggi non mi pare che sia assolutamente congrua rispetto ai fatti che si sono verificati. Si è rivolta anche a noi, alla coalizione, per un chiarimento, quando invece dovrebbe rivolgersi direttamente al suo partito, a Fratelli d'Italia, per avere dei chiarimenti. Noi non abbiamo questo attacco dell'ex assessore Messina nei confronti del governatore Schifani, anche perché dal punto di vista tecnico mi pare che pecchi la sua riflessione, la considerazione dei fatti, considerato che nella vacatio dell'assessore in ogni caso l'assessore ad interim non era assolutamente il presidente, ma era in ogni caso il dirigente generale che Pellegrino, un attimo, se no diciamo, noi facciamo sempre come dire, una trasmissione televisiva, quindi il nostro fine ultimo è informare il telespettatore, che ovviamente deve comprendere. No? Noi stiamo parlando, ovviamente parliamo di cose che sappiamo tutti, anche chi in questo momento non ha parlato, però dobbiamo fare capire ai nostri telespettatori che magari non hanno seguito la vicenda che è successo. Io mando questo primo stralcio di intervista che è andata in onda venerdì su Telegiornale Antenne Sicilia, ma che è andata integralmente sul sito La Sicilia Web, dove ecco l'attacco a cui lei si riferisce. È questo, cioè nella discussione dice: perché Messina sta parlando adesso? Che è successo? Questo è il primo stralcio dell'intervista. Del 2023 e quindi di famosi 3.750.000. Tutta la parte riguardante la proposta che fa la regione all'Absolute Blue, la proposta che l'Absolute Blue invia alla regione, la contrattazione, come spendere, quanto spendere e come spenderli, viene fatto in un arco temporale che va dal 20 ottobre all'11 novembre. Lei sa chi era assessore dal 20 ottobre all'11 novembre? Lei non era, perché... Io mi sono dimesso il 13 ottobre. E Scarpinato è entrato, se non ricordo male, il 16 novembre. Siamo stati alla presentazione. Quindi l'assessore pro tempore, anzi ad interim, del turismo, che ha seguito tutta questa vicenda, si chiama Renato Schifani, il presidente della regione. Pellegrino. Questo è, diciamo, no, il tema. Adesso poi voglio sentire tutti su questa prima affermazione di Messina. Sì, e dicevo proprio questo, sbaglia di grosso Messina, perché in ogni caso si trattava di un'attività svolta all'interno dell'assessorato, e secondo me in ogni caso gli stessi, anche lo stesso RUP Tarantino che aveva l'esperienza precedente, si sarà sicuramente confrontato, certamente non con il presidente Schifani, ma con l'ex assessore, e anche la stessa
Allora, non per andare avanti, anche lo stesso assessore Scarpinato, me ne voglia, nessuno gli aveva chiesto di dimettersi, ha detto in maniera provocatoria e gratuita, io non mi dimetto, ma nessuno Questo gli è ha chiesto. importante. Quello che sta dicendo Pellegrino è importante, perché anche qui, cioè, si erano chieste, era girata la voce che si erano chieste le dimissioni di questo assessore. Lui ha detto io non mi dimetto, diciamo, probabilmente anche perché queste voci sono arrivate anche al suo orecchio. Lei sta dicendo nessuno aveva chiesto o comunque fatto capire all'assessore Scarpinato di doversi dimettere. Assolutamente, assolutamente no, non c'era nessuna richiesta in tal senso, né era stata ventilata alcuna richiesta di questo genere né al partito Fratelli d'Italia né al capo Fratelli d'Italia e tantomeno direttamente a Scarpinato. Allora, fermo lì, adesso sentiamo tutti gli altri. De Luca e Nello Di Pasquale, che fanno parte, diciamo, dell'opposizione all'Assemblea regionale siciliana, poi Marano ovviamente e l'assessore Messina che difenderà, e questo è il ruolo, il governo. Prego, De Luca. Mi veniva in mente, mentre sentivo questa favola, la famosa pubblicità che si rappresenta come un profilattico che si trova in classe, lo trova l'insegnante, lo solleva, di chi è, e nessuno in classe dice mio. L'insegnante chi è? Aspetta. E qui poi i figuranti li andiamo a individuare uno per uno. Voglio andare però alla vicenda politica, perché di tutta questa discussione di natura amministrativa giudiziaria non ne voglio sentire parlare, anche perché la spiegazione del giurista Messina è eccellente, quindi già basta quella spiegazione. Allora, il tema è politico intanto. Chi è che ha stabilito di spendere i fondi extra bilancio in puttanata? C'è un responsabile politico, che il responsabile politico ovviamente lo andiamo a trovare a chi ha fatto la programmazione dei fondi extra bilancio. E non sono solo queste di canne, attenzione, perché qui la radiografia bisogna farla su quasi 100 milioni di euro spesi negli ultimi 3 anni in promozione. Perché se la spiegazione che ci ha offerto l'ex assessore Messina è la stessa che giustifica i presupposti di tutta un'altra serie di affidamenti, m'arrizzano i cani. Ma lasciando stare questo, Rabbrividisco, diciamo, questo è per chi chiama da fuori. Chiaro, c'è stata una programmazione decisa da Manlio Messina. Questa programmazione si è attuata in questi 3 anni, tant'è vero che se il presupposto oggi non c'era neanche un anno fa, cambia solo l'importo. 2.200.000 un anno fa, siccome l'operazione è andata bene e a quanto pare i commensali sono rimasti tutti contenti, e allora si è aumentata la somma. Siccome i risultati attesi, che è una famosa relazione dove si giustificano i vantaggi ottenuti dalla spesa dei fondi comunitari in questo caso, pare che abbia messo in evidenza una crescita incredibile del turismo in Sicilia, la spesa da 2 milioni e 2 è passata a 3,7. De Luca, ora io aspetti un attimo, però io sono costretto, diciamo perché questa relazione? un attimo, però io sono costretto ovviamente quantomeno a riportare quello che è stato detto a Messina, perché non c'è nessuno che può parlare, né Messina né chi per lui. Alla domanda che ho fatto io a Messina, ho detto: ma questi soldi che cosa hanno portato in Sicilia? Questo milione, stiamo parlando della prima tranche, questo 1,8 milioni circa, cosa ha portato in Sicilia? Messina ha risposto con un teorema generale, intanto dice ogni euro investito nel turismo porta 7 euro di ricavi. In questo caso dice quell'esperienza di Cannes ha portato in Sicilia la produzione dei Leoni di Sicilia, che è una produzione Disney che ha investito, cioè ha già investito in Sicilia 20 milioni di euro. Questa è la risposta dell'ex assessore. Sì. Poi la certificazione dei risultati su questo caso di Cannes, poi io non lo so. Noi abbiamo presentato, e qui andiamo all'altro fatto politico, una mozione di sfiducia nei confronti di Scarpinato. Ma perché? Perché abbiamo l'intenzione, abbiamo l'interesse ovviamente di far emergere. Pronto? Sì. Ecco, far emergere
i veri responsabili politici di tutta questa vicenda. Infatti mi auguro che le opposizioni sottoscriveranno questa mozione di sfiducia nostra, perché non è pensabile che, al di là di tutto, se il Presidente della Regione ha intimato la revoca di questi atti in autotutela, chiaro, e gli atti sono stati revocati, il fatto precedente è che l'assessore Scarpinato, che poverino per quanto mi riguarda politicamente è l'utile idiota in questa vicenda, però si è spinto oltre, ha detto di aver fatto delle verifiche e che gli atti erano tutti a posto. Ecco dove scatta la responsabilità di Scarpinato, attenzione. Quindi ci troviamo oggi di fronte a un contrasto evidente di un assessore che è già stato sfiduciato dal suo presidente. Non possiamo qui continuare con queste sceneggiate. Ecco qual è il concetto. Quel e dato allora politico è questo. bisogna completare, sotto il profilo politico, la vicenda. Se gli atti sono stati revocati perché non ritenuti legittimi, e allora tutta una serie di azioni che sono state fatte con questa logica probabilmente andranno rivisti. E allora chi ha tentato inutilmente, probabilmente perché ha avuto quest'ordine, attenzione, perché Scarpinato si è trovato lì, di difendere l'indifendibile, e oggi c'è una prova muscolare indecente anche, perché Fratelli d'Italia non può uscire a naturale e arrivare addirittura a porre ormai una questione di out-out per difendere l'indifendibile. Allora si deve arrivare fino in fondo su questa vicenda, in modo tale che si chiuda un'altra fase, quella di sperperare le risorse, perché comunque entro il 30 di dicembre vanno spese, e soprattutto vanno poi sperperati secondo una logica che rasenta il clientelismo, ma qui ci sarà chi se ne dovrà occupare, ovviamente. Non è compito della ci politica. sono 3 inchieste. Dov'è Di Pasquale? Intanto io non ho salutato, mi scuso ovviamente, ma eccoli qua, sono sempre con me, mi sembrano ormai quasi dei compagni di viaggio. Totò Calì, che è il vignettista del quotidiano La Sicilia e che fa per noi. Questo non è Totò, questo è Alessandro Porto, che è diventato, vi scambiate l'identità voi due. Ciao Alessandro. Ciao, buonasera a tutti. So che hai tante cose da dire anche su questa cosa tu. E Totò. Ciao Totò. Questo sei tu, invecchiato Alessandro Porto un po'. Va bene, Totò che fa le vignette in diretta, ha fatto qualcosa già Totò? E come no? Faccio vedere subito una così tanto per... Totò non rimane mai indietro. Di tutte le cose che state combinando. Diamo materiale, vediamo subito. Allora, qua poi c'è l'assessore che scappa dall'Arsi, c'è finita la favola, Scarpinato, per rimanere in tema cinematografico. Certo, la serpetta di Cenerentola che dimentica. Sempre sullo stesso tema. Questa chi è? Maggioranza al tappeto. Il tappeto rosso. Il tappeto rosso di Cannes, Il no? red carpet di Cannes. Sì, Eccolo andiamo qua. avanti. Le stelle sono così o... Le stelle? Ne mancano 2. O è un riferimento politico? No. No. E questa è bella, dalle comparse alle male comparse. Questa è la più bella di tutte. Le comparse, le male comparse. Allora, dov'è? Assessore Messina, lei come l'ha vissuta questa cosa? Che le hanno raccontato tra i corridoi di Palazzo d'Orlean? Più che dai corridoi dico che la maggior parte della trama, per restare in tema, l'ho appresa dai giornali e dalla stampa. Ovviamente da un punto di vista tecnico, secondo me, il Presidente è intervenuto perché ha ravvisato una sorta di legittimità nella procedura e quindi è ovvio che il Presidente, garantendo tutta la maggioranza ma anche tutta l'amministrazione regionale, se ravvisa che ci sono delle difficoltà nella procedura amministrativa, fa bene ovviamente a bloccarla. E lei pensa a che ci sia un retroscena politico dietro questa cosa? Ma il retroscena politico poi ovviamente si innesca subito dopo, quando, questa, cioè quando ogni attore prende parte. È normale che chiaramente ognuno si schiera da una parte e c'è chi magari ancora cerca di capire qual è la verità per esprimere un giudizio. Invece dal punto di vista politico poco fa si parlava dell'opportunità della promozione. Io sono d'accordo per la promozione, quindi non v'è dubbio che quella è una scelta politica che magari probabilmente ha prodotto negli anni un certo risultato a vantaggio del turismo per la Sicilia. Probabilmente l'importo era un po' esagerato, se l'importo magari fosse stato diverso probabilmente oggi non ci trovavamo. Quindi si tratta di capire se un
un importo così considerevole è giustificato per essere utilizzato quale promozione dell'immagine della Sicilia. Io sono d'accordo, Luca. Non entro sul tema, non bisogna, perché sennò è populismo non bisogna buttare l'acqua sporca con tutto il bambino. La promozione, cioè il turismo cinematografico è un, diciamo, la Puglia ha fatto la fortuna. Però la sua attenzione, fortuna noi dimentichiamo una cosa, le due grandi fortune cinematografiche, quella già consolidata nel tempo, che è la fiction di Montalbano. Io frequento da quando ero piccolo quei luoghi, che sono cambiati proprio antropomorficamente, e ha fatto la fortuna di quei luoghi, oltre che del turismo siciliano. La regione non ci ha messo una lira trattino centesimo di euro, è stato un fenomeno che si è autoalimentato grazie alla fiction della RAI. Adesso ai recenti Golden Globe hanno premiato White Lotus, che è una serie che in Italia va su Sky, trasmessa e girata soprattutto a Taormina, in un albergo lussuoso di Taormina, ma anche a Cefalù e a Noto, nel sud-est siciliano. Ebbene, gli albergatori di Taormina dicono che a ogni puntata raddoppiano o triplicano le prenotazioni di americani. Anche in questo caso la regione non ci ha messo nulla di suo. Adesso, la terza stagione di White Lotus, il produttore minaccia di portarla in Asia. Assessore, questi 3,7 milioni diamoli alla produzione di White Lotus, che ha un riscontro immediato sul turismo siciliano, e non ai 511.000 euro di ufficio stampa per 2 giorni, perché di questo parliamo, o a 920.000 euro per l'allestimento dell'evento Casa Sicilia, che dura sempre 3 giorni. 3 milioni e 7, anche 5 milioni. 2 settimane. Diamoli a White Lotus o altre cose che ci danno un feedback immediato. Io non vorrei entrare in perché questa, non bisogna, io non voglio il tema non è che dobbiamo ritornare alla sagra del carciofo e del pecorino pepato. Il tema è che questi soldi sono santi e benedetti, ma vanno spesi con oculatezza, affidati a persone che se lo meritano, e soprattutto con dei criteri di efficacia e di misurabilità. Allora Mario, però io che conosco Peco Catena, adesso le do la parola De Luca, dico, però io un po' il settore lo conosco, devo dire, ci sono anche tante, hai fatto riferimento a 2 produzioni importanti, quella della RAI è vero, non ha ricevuto neanche un centesimo, così come quella americana, ma poi ci sono tante produzioni minori, c'è tante produzioni nazionali. Ben venga, l'assessore Messina ha aumentato tantissimo il capitolo. Nell'intervista Messina ha detto proprio questo, a noi favore abbiamo della dato, produzione civile, cioè, quei 3 milioni fanno parte di un budget molto più ampio, credo di 15 milioni di euro, ha detto, che è stato dato al resto. Dico, io Taormina Film Fest, quanto è stato dato in questi anni dall'assessorato al turismo? 0. Ecco, proprio se parliamo di produzioni di una certa rilevanza, 0. Ma quella è una manifestazione, però, no, De Luca, diciamo, non confondiamo. Barresi stava parlando di produzioni cinematografiche, cioè manovalanza, macchine. Non è così, assolutamente, anche perché i risultati che ha portato quella manifestazione si vedono ogni anno da questo punto di vista. Come no, certamente. Se dobbiamo parlare di sostegni e di quelli che sono poi anche risultati attesi, qui si vedono chiaramente, e con la promozione complessiva e tutta la strategia che è stata finora asseverata su Taormina Film Fest, ripeto, 0 euro. Allora, dov'è? Marano, perché sa qua? Ha portato un carpettone di spese, che fa? Vabbè, io mi sono portata la mia carpetta che avevo in ufficio che raccoglieva documenti questa settimana, perché abbiamo raccolto tutti i vari decreti e varie cose. No, vabbè, stiamo parlando dell'aspetto amministrativo intanto. Cosina, poi stiamo parlando dell'aspetto amministrativo. Passo al secondo piano. Sì, qua allora, l'aspetto amministrativo di questa vicenda. Sì, no, vabbè, il tema è comunque, al di là dagli aspetti amministrativi, dai decreti, dalle date, dai numeri, dalle voci di spesa, chiaramente il tema è: può un presidente alla regione fare, per riprendere una parola che ha detto Pellegrino, il collega, il vigile dei propri assessori? Perché di questo stiamo parlando, e questo sta facendo purtroppo il presidente Schifani da quando si è insediato. Deve andare a seguire i suoi assessori e vedere che non sbaglino, e se sbagliano li deve bacchettare.
rispettare, così come ha fatto in questo caso. Meno male, dico. Meno male. Meno male. Ora, chiaramente nulla contro il cinema, perché anzi è nulla contro gli investimenti che si devono fare in Sicilia, ovviamente, però ogni investimento deve avere un senso e deve avere un'analisi, no? Perché nel decreto che hanno fatto, nella premesse dicono in vista dei bellissimi risultati, straordinari risultati che abbiamo ottenuto alla C'era scorsa nella cosa, edizione, no? Si è visto nelle carte. in questa- vista di tali risultati, a quest'anno lo riproponiamo di nuovo. Quali risultati? Qual è il piano marketing? Qual è il piano di cioè quali sono i dati, l'analisi del dato e quale dato Di dobbiamo quella famosa raggiungere relazione oggi? di cui parlava De Luca. Dice, dov'è questa relazione? Non c'è. Tralasciando poi ci sono le voci chiaramente impressionanti, i 900.000 euro per l'affitto della sala, i 300.000 euro per i pannelli fuori e dentro la sala, cioè, mi sembrano dati davvero esagerati chiaramente. E poi se è arrivata la Guardia di Finanza in dipartimento, si è presa i fascicoli, ci sarà un motivo. Sulla questione della revoca il tema è come si può ovviare alla gara d'appalto. Restiamo, io lo dico a tutti, restiamo garantisti, perché poi si corre sempre il rischio di scivolare. Certo è che chiaramente, come dice il presidente Schifani, cioè, non si interviene se non c'è un minimo di fumus, no? Cioè, tre inchieste non partono, cioè, se non c'è almeno qualche... Ma c'è un problema qui, alla gara d'appalto tu puoi derogare se c'è l'infungibilità del bene o servizio, no? Perché in questo caso c'è un bene infungibile che sarebbe un servizio infungibile che sarebbe il servizio fotografico, che non è la sala. La sala non è infungibile, quindi è chiaro che c'è un problema di fatto anche nella procedura, che è chiaro. Tra l'altro in una lettera che è allegata agli atti, a proposito di trasparenza, ma c'è voluto il parere dell'avvocatura della regione perché questi atti non si trovano, il direttore del partenariato del Festival di Cannes, cioè che non è il passante che arriva lì per caso, ha detto la Absolute Blue è una società stimata, che si è messa in mostra, che ha fatto bene, ma è legata a un rapporto di partnership con uno sponsor. Non ha mai avuto alcun contratto col Festival di Cannes, di cui penso, almeno nella relazione che fa Giovanni Bologna, il capo dell'avvocatura regionale, adesso questa cosa la risponde Messina. No, un'altra cosa, una data, c'è un decreto di impegno del dirigente generale che è il 2298 di settembre, praticamente del 26/9/2022. 26/9/2022, quindi 26/9/2022, quindi settembre. non è era il decreto di impegno e risale a quella data, 26 settembre. Quindi firmato dall'assessore. È il giorno dopo, dirigente. è il giorno dopo le elezioni. Yuhu. Il giorno dopo le elezioni. DDG 2298 del 26/9/2022, il giorno dopo le elezioni. Decreto di impegno dove si dice no, dobbiamo spendere questi soldi, eccetera, eccetera. Questi soldi, però, per la precisione, perché è una domanda che ho fatto anche all'assessore Messina, questi soldi sono soldi che potevano essere destinati ad altre spese, cioè, o sono fondi che, lui li ha chiamati fondi extraregionali, questi utilizzati? Sono fondi FSC. Fanno parte di... FSC. Fanno parte cioè, non potevano essere utilizzati, per esempio, per rifare le strade? Si possono utilizzare anche per altro, perché sono i fondi sviluppo e coesione. Ma bisogna richiederli in qualche modo, cioè l'assessore, bisogna programmarli, ma non erano vincolati al turismo, allo spettacolo. Si fa una programmazione degli obiettivi. Chiaro. E quindi l'assessorato al turismo in quel caso ha fatto la programmazione. C'è stato anche un accordo interassessoriale nello scorso governo, secondo il quale, devo dire, anche la ratio può essere anche giusta, alcuni fondi dei beni culturali e dell'agricoltura venivano switchati sul turismo, perché poi era il turismo a farsi unico portavoce delle bellezze della Sicilia, per cui se partecipava a una manifestazione internazionale, con i soldi dei beni culturali promozionava la Valle dei Templi di Agrigento, con i soldi dell'agricoltura promozionava il ciliegino di Pachino, il che ha un senso. Però questo grande investimento, e qua torniamo al discorso che secondo me non è sbagliato, di un monitoraggio, ogni assessore ha la sua struttura amministrativa, ha il suo iter per i progetti e per la spesa ordinaria e straordinaria su alcuni aspetti, e secondo me ha fatto bene Schifani a proporre una sorta di cabina di regia per monitorare queste spese. Questo è successivo, diciamo, a questa storia qua. Dico, è uscita la storia, lui ha detto guarda, facciamo così, è chiaro che l'alibi che non ne sapevo niente, diciamocelo schiettamente, da parte del Presidente, è valso questa volta, è valso per le autorizzazioni di Mauro sulle energie rinnovabili, è valso per la parcella milionaria all'avvocato Piercarmelo Russo, è valso per qualche altra cosa.
adesso arriva un momento in cui il non ne sapevo niente rischia di non essere una spiegazione politicamente legittima. Cioè mettiamo un punto su Canada, è giusta la cabina di regia su Canada, ma da qui in poi penso che l'opinione pubblica siciliana non possano più sentire non ne sapevo niente. Poi ci sarebbe anche da dire il fatto, c'è questa attenzione particolare a quest'ambito, il turismo, si stanno spendendo tutti questi soldi, volevano spendere tutti questi soldi. Dicono che è perché dovrebbero arrivare qua i turisti e aumentare i flussi turistici, però ricordiamoci anche che a Catania c'è la Casa Verga chiusa, l'anfiteatro romano che ora c'hanno i lavori, ma prima lo aprivano solamente fino alle 4 del pomeriggio, i turisti rimangono a piedi e non sanno dove andare, l'Alibus che a Catania dall'aeroporto, se parti sali sull'autobus non ti dicono manco dove sei, dov'è la fermata, perché il turista deve andare a senso o ricordarsi magari un monumento tipico, portarli questi turisti se non li sappiamo. Forse perché non c'è manco l'audio che ti dice, non c'è manco un infopoint alla stazione come in tutte le città d'Europa dove tu arrivi, io atterro in tutte le parti del mondo, arrivo, infopoint, ok, tourist information, ok, brochure, informazioni, qua non c'è niente, c'è qualcosa alla stazione, non c'è niente, quindi dico, attenzione al turismo, bene, ma dobbiamo pensare a Nello di Pasquale, vanno tutti a Ragusa i turisti perché si sanno orientare. Nella meravigliosa Ragusa. Allora, posso intervenire? Prego. Prima cosa, non è che Schifani revoca così all'improvviso perché si è ricordato di svolgere il ruolo di presidente della regione. Mi permetto di ricordare che da quando è scoppiato il caso alla revoca, non solo ci sono stati articoli della stampa, ma ci sono state anche le attività delle opposizioni e tra queste l'attività del Partito Democratico, che è intervenuto su questa vicenda, è stato il primo partito ad intervenire su questa vicenda e denunziando tutto quello che stava accadendo su questi 3.700.000, perché altrimenti qui rischiamo quasi quasi che dobbiamo ringraziare la Schifani che fa sia di maggioranza, il Presidente della Regione e anche l'opposizione. Eppure lettore di giornali. No, è perfetto. Allora, quindi questa cosa però stava passando male. Questa sera questa vicenda. Schifani interviene dopo un'azione fatta dai mass media e delle opposizioni, ci sono più articoli, più interventi che denunciano che i 3.700.000 euro, al di là di quello che poi dirà la magistratura, rappresentano una vera schifezza, perché un impegno di spesa di 3.700.000 euro senza gara, chi ha fatto un giorno l'amministratore capisce quanto sia veramente assurdo, e poi vorrei capire, e cercheremo di capirlo, chi sono stati i dirigenti che hanno dato il parere di congruità finanziaria di questo tipo di intervento. Cioè, perché non può essere che queste cose accadano, che succedano, perché stiamo parlando di milioni di euro dei siciliani e dopodiché, scusate, abbiamo sbagliato, non è successo nulla. Però allora, Di Pasquale, però posso dire una cosa, perché dico io questa cosa, ho sentito direttamente, no, in questa intervista all'assessore Messina. Lui dice, ma io questa cosa non è che la rifarei una volta, la rifarei 100 volte, perché io sono convinto che l'investimento deve essere dopo il primo anno raddoppiato, triplicato dopo il terzo anno, quadruplicato. No, stiamo parlando delle modalità. Cioè dare un affidamento diretto di 3.700.000 euro, io da sindaco di Ragusa, da ex sindaco di Ragusa, se ci fosse stato un assessore, un dirigente, mi proponeva, signor sindaco, dobbiamo fare un investimento di 3.100.000 euro per promozione a una società del Lussemburgo, in maniera diretta, io gli dicevo tu sei pazzo, qui non stiamo parlando della necessità. No, ma è così, Di Pasquale, è così, è questa la cosa che sto. Di Pasquale, ascolta. Che noi abbiamo denunciato era una schifezza, dopodiché infatti ci hanno dato ragione che sono state revocate. Dopodiché poi c'è il fatto politico. Questa è un'armata Brancaleone, l'abbiamo detto sin dall'inizio, sono passati poco più di 2 mesi, erano 40 in maggioranza e non lo sono più, sono quelli là che hanno perso la vicepresidenza vicaria
proprio perché sono scombinati, e sono quelli là che ci stanno facendo ridere mezza Sicilia e forse oltre la Sicilia su questa vicenda che ha riguardato i finanziamenti del turismo. E guardate che di queste risorse ce n'è tantissime altre spese che stiamo cercando di capire come sono state spese. Solo sul turismo o su altri assessorati? Solo sul turismo o su altri assessorati? No, stavo vedendo in generale, sul turismo in maniera particolare, perché lì poi ci sono delle coincidenze strane. E guardate, questi 3.700.000 euro, che se non ci fosse stata la stampa, le opposizioni che hanno acceso i riflettori su tutta questa vicenda, ma chissà se veramente arrivavamo alla revoca. E questa cosa poteva passare. E vedete caso, questo è un assessorato strano, dove per l'assessore non è che se lo sono scelti Fratelli d'Italia regionale, Fratelli d'Italia se l'è scelto Roma questo assessore, e allora 1 più 1 fa 2. Ci sono cose strane su tutta questa vicenda. Cose non strane, cose stranissime. Allora, anche qui abbiamo la risposta e facciamo vedere. Ci fermiamo per la pubblicità. Su questi temi faccio sentire subito dopo la pubblicità l'assessore Messina, l'ex assessore Messina, che ha risposto punto per punto, che ovviamente noi abbiamo provato a contattare lui o chi per lui per poter rispondere anche alle osservazioni non solo dell'intervistatore, ma anche ovviamente di voi che rappresentate in qualche modo la parte critica, no? L'opposizione anche politica, soprattutto politica, in questa vicenda. Come ripeto, per ora c'è il silenzio da parte di Fratelli d'Italia. Allora, dopo la pubblicità sentiamo l'assessore Messina, l'ex assessore Messina in questi passaggi. Rientriamo in diretta alla nostra trasmissione di oggi. Il punto, ci stiamo occupando ovviamente del caso Canna, che ha tenuto banco tutta la settimana, anzi è da un po' di tempo che tiene banco, però insomma oggi ce ne occupiamo in maniera approfondita perché in questa settimana è successo davvero di tutto. Allora, Nello Di Pasquale, deputato del Partito Democratico all'Assemblea regionale siciliana, ha detto c'è tutto poco chiaro insomma in questa vicenda di Canna, poco fa dice nella questione turismo eccetera. Ha sollevato la questione di questa società e del Lussemburgo. L'ex assessore al turismo Manlio Messina, che ha risposto proprio in settimana, ha rotto un po' il silenzio su questa vicenda, ha risposto anche su questa vicenda della società diciamo Absolute Blue, diciamo, oltre a mostrare tutte le carte che secondo lui in qualche modo davano ragione alla sua linea, no? A quella di dare l'affidamento alla società per organizzare la mostra Casa Sicilia a Cannes. Allora, vediamo cosa ha detto a proposito dell'Absolute Blue. Cioè, non sono soldi investiti in una società, in questo caso fittizia, quasi inesistente, che gira questi soldi in Lussemburgo, in questo caso, e poi rientrano da qualche altra parte per rientrare, diciamo, nelle vostre tasche. No, ma guardi, le vostre tasche per dire, no, le sue, insomma, nel sistema, nel partito, in qualche modo. Ma guardi, se lo dicesse, io avrei piacere che qualcuno dicesse questa cosa. So che lei sta riportando una domanda, non la sta dicendo lei, che sta riportando le cose perché l'ho detto prima io. E avrei piacere che qualcuno lo mettesse nero su bianco e ci toglieremmo così finalmente qualche sassolino. Vede, noi la gente la mandiamo in galera. Noi la gente la mandiamo in galera. Sono altri che probabilmente prendono i soldi nelle buste della spazzatura, dei sacchi neri. Noi la gente la mandiamo in galera. Per cui con noi non si scherza. Per cui con noi, chi vuole e pensa di fare con noi il paladino della giustizia, prima deve pensare dentro il suo armadio e negli scheletri che ha dentro il suo armadio, e poi può venire a fare lezioni di morale a noi. Certo, però Messina è curioso, no? Che dalla Sant'Anché fino a Scarpinato, e laddove ci sono regioni insomma, governate dal centrodestra, voi prendete sempre il turismo. Cioè, lascia un po'. No? Lascia ben sperare, io dico. Perché vede, anche in questo... Cioè, è paradossale, vede. Noi abbiamo preso in tutti gli assessorati, in tutte le regioni, l'assessorato al turismo, che era un assessorato di terza categoria. Cioè, di fatto, i partiti, quando si parlava di turismo, non lo voleva nessuno. Era l'ultimo da dare all'ultimo degli arrivati. È strano, vede, è strano che adesso che Fratelli d'Italia ha fatto un grande lavoro nel settore del turismo, ha fatto un grande lavoro sulla programmazione dei fondi, ha fatto un grande lavoro sulla spesa dei fondi europei, e oggi tutti vogliono mettere le mani sul turismo. Lei se lo chiede perché?
Perché mal pensano, no? Qualcuno si è fatto questo conto. Magari possono rientrare da qualche altra parte, certo. questi soldi. Vabbè, se qualcuno li vuole far rientrare da qualche altra parte, lo deve fare quando non c'è Fratelli d'Italia al governo e soprattutto nella gestione di dell'assessorato al turismo. Finché ci siamo noi, soldi indietro le assicuro che non ne tornano. E se qualcuno di noi fa tornare soldi indietro, sicuramente pagherà più di quello che devono pagare gli altri. Ma siccome questo pericolo le assicuro che non c'è con noi vorremmo evitare che qualcuno possa pensare, immaginare di mettere adesso le mani sul turismo, perché adesso, grazie a Fratelli d'Italia, il settore del turismo è un settore che sta diventando davvero privilegiato, è un settore considerato, è un settore dove noi abbiamo portato le risorse. Quando io sono arrivato all'assessorato al turismo, di fatto, in proporzione, c'erano 0 euro. Allora, Pellegrino, Messina, Di Pasquale, Cateno De Luca, Marano, commentiamo queste affermazioni. Partiamo da Marano per galanteria. No, vabbè, quest'amore per il turismo che dicono di avere è paradossale, poi come ci si trova in legge di stabilità un taglio di 700.000 euro nei fondi dedicati all'incremento turistico. Allora in legge di stabilità tagliate, però poi CAN ha una particolare attenzione, cioè è legittimo. In quale pensare... legge? In quale? Legge di stabilità. Quale? Quella di quest'anno. Parliamo dello stesso governo centrodestra, quindi comunque... lei mette tutto dentro. Sì, in mi continuità, viene da pensare diciamo, in continuità col centrodestra, il governo di centrodestra, il governo di prima, il governo di ora, comunque sempre loro sono, cioè di fatto è cambiato il presidente, ma... insomma è cambiato. Quest'amore del centrodestra... Non è indifferente. Sì, lo so, dico, ma quest'amore del centrodestra, perché di centrodestra parliamo? Perché... Io facevo una riflessione dal punto di vista politico, ho visto anche quello che è successo poi soprattutto sabato con lo scontro dei partiti. Messina legittimamente, Messina Maglio, non Andrea, difende il suo lavoro, la continuità, la legittimità del rapporto con Absolute Blu e tutto il resto. Però c'è una cosa che non mi torna, cioè tu se hai gli attributi difendi il tuo lavoro, dimostri che hai fatto bene, ma poi non hai bisogno di dire in quei 10 giorni c'era il presidente Schifani, assessore, lui lo definisce ad interim, amministrativamente non è proprio così, cioè perché poi sembra, cioè allora tu o difendi e porti fino alla fine le tue argomentazioni, non hai bisogno poi di dire c'era Schifani assessore, perché poi sembra il bambino che appena tu sei distratto ti riga la macchina e se ne scappa, cioè quella cosa che poi ha fatto esplodere diciamo o implodere la crisi nel centrodestra era una frase che francamente dal punto di vista politico è stata poco avveduta e poteva benissimo risparmiarsi, perché proprio perché invece aveva difeso il lavoro fatto. Difendi il lavoro fatto, dimostra che quello che hai portato avanti è corretto, ma poi non puoi buttare la fialetta puzzolente però sul aveva chiesto di spiegare, lo dice anche sempre nell'intervista, io cerco di non inventare niente ovviamente, perché la questione è molto delicata. L'intervista, lo ripeto, la trovate sempre sulla Sicilia Web integrale, quindi tutte le pulci le potete fare su quell'intervista. Dico però sempre all'interno di quell'intervista dice io ci ho provato ad andare da Schifani a spiegargli, guarda, questa cosa qua dice, non ne ho potuto parlare, dice, ha detto che le carte le voleva da Scarpinato gliel'ha portate le carte, quindi che cosa è successo? Questa è la domanda che faccio. Pellegrino, che cosa è successo? Spartaco si è liberato dalle catene, diceva. Io poi voglio tornare sempre appunto su questa vicenda politica. Il presidente Schifani, oltre ad essere presidente della regione, essere un uomo di esperienza politica, ha fatto anche il presidente del Senato e anche un avvocato. E quindi rispetto a delle situazioni non molto chiare vuole vedere le carte. D'altra parte non c'è stato bisogno né dell'attività dell'opposizione né delle dichiarazioni della stampa perché lui poi si accorgesse del fatto che c'erano delle situazioni che andavano riviste, che andavano verificate anche ai fini dell'immagine della Sicilia a cui il nostro presidente chiede tanto. Quindi a questo punto il presidente ha chiesto, ripeto, come avevo già detto, una relazione all'Avvocatura Generale della Regione
perché sia perché riteneva che vi fossero tecnicamente delle situazioni irregolari nella procedura che sono state poi ravvisate anche dall'Avvocatura Generale dello Stato della Regione, e che hanno portato poi definitivamente alla revoca in autotutela, sia perché aveva delle perplessità sulla congruità della somma, così come aveva delle perplessità sulla congruità della somma per quella macella di cui si parlava poc'anzi, e per tante altre questioni sulle quali lui è vigile, ripeto, è vigile perché proviene dall'avvocatura, è vigile perché proviene da un'esperienza non indifferente dal punto di vista sia politico che amministrativo, e soprattutto perché è il presidente della regione. Quindi il fatto che, come diceva Di Pasquale, si è attivato perché? No, si è attivato, il Presidente si attiverà ogni qualvolta riterrà che ci siano delle situazioni non molto chiare, a tutela dell'amministrazione, a tutela dei siciliani e a sua tutela, perché ripeto, non è assolutamente condivisibile il fatto che ci siano delle procedure negoziate senza, ma questo lo ha detto nel parere l'Avvocatura Generale della Regione, che ha sostenuto poi quella che era una perplessità o comunque una preoccupazione del Presidente, quindi nessun problema sul punto. Poi per quanto riguarda le dichiarazioni a cui ci si riferiva e il fatto che ci fosse una pietra buttata nello stagno da parte dell'ex assessore, noi non siamo assolutamente giustizialisti, né io e a maggior ragione neanche il Presidente, venendo entrambi dall'avvocatura, siamo giustizialisti, e quindi pensiamo che ci siano delle situazioni di reità o delle situazioni di malaffare. Ci possono essere anche delle scelte sbagliate, ma quelle sono delle scelte politiche, ma comunque è opportuno e sarà necessario verificare gli atti, e noi fidiamo comunque alla magistratura contabile, alla magistratura ordinaria e alla giustizia europea. Resta sullo sfondo però, Luca, il dato politico che emerge è che Schifani, contrariamente alla fase della formazione del governo in cui dovette inghiottire le indicazioni di Fratelli d'Italia sugli assessori esterni che rompevano, diciamo, il criterio che aveva stabilito per tutti e che aveva convinto tutti ad accettare, lì ci fu un'indicazione sui nomi e sull'identikit degli assessori esterni. Diciamo che in quel momento probabilmente l'alternativa sarebbero state le dimissioni, e i siciliani probabilmente non l'avrebbero capito. Adesso probabilmente si sente più forte anche nel rapporto con Fratelli d'Italia, che è il partito di maggioranza relativa, quello che di fatto lo ha indicato in questa pazza estate che abbiamo vissuto, e quindi diciamo c'è un assetto un po' diverso negli equilibri di governo. Il protettorato di Fratelli d'Italia, scusando il protettorato di Fratelli d'Italia non esiste più come era a fine agosto, a inizio settembre. Si è liquidato anche Miccichedi. Schifani adesso, esatto, alla fine muto come si dice a Oxford, ha fatto il suo cammino. Non sarebbe, dico, politicamente, insomma, come disse Cassano in quella famosa intervista, il mite Schifani, come l'ho definito nel mio pezzo, alla fine c'è sta anche andando avanti. un ordine, anche, cioè quando governi c'è anche, e fai politica e ti occupi di cosa pubblica, c'è anche una scala di priorità, no? Giusto, perché sempre ad agosto-luglio 2022 poi abbiamo speso anche, ci sono dei decreti di impegno sempre in quel periodo nell'ambito della pubblicità, abbiamo dato 1,7 milioni ai mondiali in Qatar, abbiamo speso 11 milioni, ci sono questi decreti di impegno di 11 milioni per pubblicità su reti nazionali, poi invece in quelle locali
abbiamo spiccioli. Sì, però io dico sempre là, guarda, sono però sempre, dico, diciamo, io in quest'ambito, al di là, diciamo, dei colori, di chi lo fa, di chi non lo fa, dico, io resto sempre, cioè vorrei vedere l'effetto, no, di queste spese, perché se io ho 100 li posso spendere, se me ne tornano 500, siamo sempre là, no? L'ho detto poc'anzi. Si parlava di Ballando con le stelle, in questo caso, no, la pubblicità di Ballando con le stelle. Hai visto io non vedo Ballando con le stelle, ma non vedo neanche. L'ho detto poc'anzi, io mi occupo di comunicazione, quindi non potrei mai andare né contro il settore del cinema, della pubblicità, perché è una cosa che faccio proprio, ho questo, ho studiato per questo e mi sono laureata per questo. E quindi non parlerei male proprio del settore, a prescindere, però devo avere un'analisi, devo avere un piano marketing, devo avere quali sono gli effetti che produce l'investimento di 11 milioni di euro in pubblicità, cioè lo devo sapere, perché scusatemi, perché parliamo di un governo di centrodestra, quindi centrodestra in regione, centrodestra alla nazione, un governo che si sta distinguendo a livello nazionale per stare non al fianco dei poveri, perché appena sono arrivati a Roma la Meloni ha subito pensato di eliminare il reddito di cittadinanza. Quindi nella narrazione di questo centrodestra che governa in regione e alla nazione, sinceramente questi numeri fanno un attimo preoccupare, perché non si può pensare a Cannes in pompa magna diamo 3.750.000 euro, perché il centrodestra è abituato a fare questi articoli in pompa magna, tipo se dobbiamo spostarci dal turismo e parliamo di infrastrutture, faremo il ponte sullo stretto, domani mettiamo la prima pietra, così come ha dichiarato. Qua siamo per il ponte sullo stretto, no, io dico troppo facile. No, parlo degli articoli in pompa magna, poi al di là di si può essere d'accordo, favorevoli, ma lì c'è un discorso ampio e complesso. Io ricordo che quando semmai si farà il ponte sullo stretto, nel pilone dalla parte di Messina ci sarà scritto Mario Cencio San Filippo, dall'altro lato Toni Zermo, e quindi non siamo qui a parlare del pro contro sullo stretto. Abbiamo fatto la campagna da sempre. Io sto parlando degli articoli in pompa magna, quindi il centrodestra è abituato a uscire, quindi ponte sullo stretto sì, facciamo il ponte, Cannes, il festival del cinema, e poi i poveri dove stanno? L'equità sociale dov'è? Allora, noi dobbiamo chiudere anche questa parte, diciamo, dedicata a Cannes, eccetera. Io saluto Mario Barresi, che adesso va via. Grazie Mario per essere stato con noi. Insomma, è incommiabile il lavoro giornalista. Pensa se la regione fosse stata a Catania, quante cose avremmo scoperto. Cioè, da l'una all'altra parte mi pare che l'abbiamo combinata buona. Con internet ci dovrebbero essere gli open data, che purtroppo non funzionano benissimo. Potresti fare anche quel lavoro, potresti fare anche in barca se ti funziona la connessione. Potremmo dire vi abbiamo serviti, però su questo andiamo avanti, ovviamente non ci fermiamo. Io prima di andare in pubblicità, però siccome Cateno De Luca è un po' da qualche mese dimesso, Cateno come sta? Tutto bene lei, no? Dopo la... come sta che non è una domanda, che non è una domanda banale? Come sta che non è una domanda banale? Si è ripreso, no? Mi sto riprendendo, ancora non al 100%, certo, sentendo anche seguendo queste dinamiche uno poi gli viene la depressione, perché alla fine, per favore, che alla fine ti dai una risposta a quello che è successo in questi anni, perché la Sicilia non cresce con i fondi europei, perché li spendiamo in puttanate, che è esattamente l'agenda reale di questa storia, perché ribadisco, oggi si revocano gli atti, guarda caso sempre con gli stessi presupposti. L'anno scorso è stato fatto l'atto, probabilmente qualcuno oggi si è accorto forse che c'era qualche altra anomalia, ma rimane il fatto politico. Se Schifani ha fatto revocare questi atti, non può tenere una gestione dell'assessorato al turismo che sugli stessi presupposti già un anno fa ha sperperato milioni di euro. Questo è il tema e andremo avanti con la mozione di sfiducia, dopo aver già presentato le nostre interrogazioni, perché dobbiamo arrivare a una conclusione, e cioè che le risorse extrabilancio extraregionali, chiamatele come volete, sono somme che non ha portato l'assessore Mario Messina, sono state tolte ad altri obiettivi della programmazione, quindi non sono somme aggiuntive. Io l'atteggiamento che ho colto è il classico soggetto che politicamente è stato preso con le mani nella marmellata, tant'è vero che fa una grande gaffe e cerca di separare responsabilità amministrative, contabili e, per carità, con rischio anche
penali in una fase dove addirittura dice se c'è un'eventuale irregolarità, quell'irregolarità l'ha commessa Schifani, cioè il suo presidente. E allora come si può pensare di continuare a mantenere una giunta con queste condizioni, con questo clima? Ecco perché bisogna andare avanti fino in fondo. Non si può pensare di governare la Sicilia con questo clima e con personaggi che sono stati imposti da Roma. Questo è un fatto ulteriore che risponde sicuramente a certe logiche, a certe società che hanno sede a Milano piuttosto che in altri luoghi. Ecco dove vanno fatta chiarezza come anche aspetto politico, e su questo prossima settimana andremo avanti fine. Bene, noi siamo come le serie TV, quelle che vanno molto di moda. Fine della prima puntata, la prossima puntata, insomma, seguiremo con attenzione la prossima puntata. Allora, pausa, saluto Mario Barresi. Chi rimane per parlare di amministrative con noi? Alzi la mano. Cateno, lei rimane, no? Sindaco di Taormina. Qualche altro minuto, sì. Qualche altro minuto. Da Ragusa, Di Pasquale, resta per raccontarci la situazione a Ragusa? No. No. Io purtroppo devo andare via. Va bene, grazie Di Pasquale. Vedete, tutto qua è in salotto ormai. Pensa se fosse stato candidato a Ragusa, perché non è candidato a Ragusa. Quindi non è candidato a Ragusa. Pellegrino resta, no? Insomma, Trapani, in altre città. Io provengo dall'avvocatura penale, tra l'altro, e quindi sono per il contraddittorio. Benissimo, allora resta con noi. La pubblicità e poi altra parte della nostra trasmissione. Rientriamo all'interno della nostra trasmissione di oggi. Il punto Cannes ovviamente è stata la parte più importante della nostra trasmissione, si è consumato un bel po' di tempo a nostra disposizione, adesso però l'ultima parte di questa trasmissione, come sempre accade ormai da qualche domenica, la dedichiamo alle amministrative. È rimasto con noi l'assessore Messina, assessore alle autonomie e agli enti locali, che è quello che ci dirà poi ufficialmente quando si voterà, no, per queste amministrative. Ancora si sa, no? No, la data ancora certa no. Abbiamo chiesto. Dal 15 aprile al 30 giugno. Abbiamo chiesto. Dopo Barbagallo che ci ha anticipato. Ce l'anticiperà. È rimasto con noi Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia all'Assemblea regionale siciliana da Trapani, dove si voterà. Quindi adesso esca dal ruolo dell'Ars e entri nel ruolo di cittadino trapanese, che ci deve raccontare un po' come funziona la Trapani. Tra l'altro c'è un buon sindaco adesso o no, secondo lei? A Trapani? C'è un sindaco che ha un'esperienza di 25 anni, noi cercheremo di trovare un'alternativa, perché l'alternanza parte ormai della politica in generale, e quindi non è assolutamente concepibile che ci sia un sindaco che abbia fatto in un unico territorio, prima 10 anni a Valderice, poi 10 anni a Erice, ora altri 5 anni a Trapani, e si prepara per altri 5 anni a Trapani, cioè 30 anni di sindaco. Non mi pare che sia una cosa da poter condividere. Quindi, lo fa benissimo, insomma. Andremo a cercare un outsider, una persona che possa fare da contraltare a questo tipo di... Ci sono già dei nomi? Non ci sono dei nomi, ma ovviamente Forza Italia mira ad un centrodestra unito che potrà essere anche allargato ad altre forze moderate, ma che comunque possa essere una opposizione a quella che è l'attuale situazione governativa di Trapani. C'è Cateno Di Luca che è rimasto con noi, deputato regionale all'Assemblea siciliana, candidato alla carica di governatore, il migliore dei non eletti, il migliore degli sconfitti nella gara, nella campagna elettorale per le regionali, però come sindaco vince sempre, ovunque si è presentato, a Messina, a Fiume di Nisi, a Santa Teresa, adesso si vuole presentare sindaco a Taormina, insomma tremano gli avversari. De Luca. Ma intanto, con tutto il rispetto, il presupposto di cui parlava il mio collega Stefano Pellegrino sicuramente non può essere quello di prendere una persona che viene eletto dalla comunità, e il solo fatto che l'abbia fatto in 3 comuni diversi, anch'io l'ho fatto in 3 comuni diversi, forse se i taorminesi vorranno lo farò ora nel 4º comune, probabilmente entro nel Guinness dei primati. La questione non è questa, è se un sindaco ha amministrato bene o non ha amministrato bene. Il fatto che, questo lo dico io ovviamente per una mia esperienza personale,
abbia avuto il privilegio di fare il sindaco in 3 comuni diversi è perché dove ho amministrato bene. E la prova non è quello che dico io, è perché dove ho amministrato ho avuto anche il privilegio di indicare il successore ed è stato eletto al primo turno dopo che io ho amministrato. Quindi non si può, ragionando su Trapani, pensare di dare addosso a un sindaco solo perché ha fatto il sindaco, finora è stato votato dalle comunità, dalla gente. Cosa diversa è, e ovviamente mi appello all'onestà intellettuale del mio collega Pellegrino, dire che il centrodestra giustamente vuole mettere politicamente le mani alla città di Trapani. È legittimo questo. Ovviamente per poter fare questo ci vogliono gli uomini giusti che siano anche nelle condizioni di dimostrare eventualmente che questo sindaco non ha fatto bene. E questo per chiarire anche quali dovrebbero essere gli elementi del confronto, perché diversamente mi sento toccato personalmente ora che mi accingo a tentare di governare il quarto comune. A Trapani c'è il candidato? Ricordiamo le città più importanti dove si vota è Trapani, Ragusa, ovviamente Catania, Siracusa, insomma, guarda Alessandro Porto che sulle amministrative è ferratissimo. Totò Calì, allora prima ti ho un po' abbandonato, Totò, mi dispiace oggi, insomma, troppa carne al fuoco, però so che ci sono delle vignette su Cannes subito, immediatamente, e poi voglio vedere tutte. Perché vi fate troppi film a colori. Allora, dove sei? Sono qua nello non studio ti vedo. accanto. Ah, ok, vabbè. Mi conforta sentire la tua voce, però non ti vedo in video. E questo è un problema, visto che facciamo la televisione. Però insomma, adesso provvederemo. Vuoi vedere le vignette su Cannes? Ma non vedo neanche le vignette, quindi se non vedo te non vedo neanche le vignette. Quindi adesso vediamo che succede con la regia. Allora regia, quando c'è Totò mandatemelo in pieno schermo. Insomma Alessandro, allora la partita di Catania l'abbiamo titolata, intanto si cerca anche qui il candidato perfetto, che non esiste ovviamente, ma girano tanti nomi, no? Girano tanti nomi. Gira anche il tuo. Devo dire che lo dicono gli altri, devo dire che io sono onorato di questa cosa, perché vuol dire che, come dire, facendo l'assessore in questa città ho lavorato bene, quindi i cittadini, ma anche le associazioni di categoria soprattutto, anche voi giornalisti, ritenete che forse, come dire, ho lavorato bene. Devo dire che la notizia, diciamo, oggi che mi ha colpito invece è questa situazione che si è venuta a creare con il commissario che non ha i requisiti, ma soprattutto dalla lettura del giornale di oggi della Sicilia, che leggo dalla dichiarazione del commissario che dice: io non conosco personalmente il segretario generale. Cioè, questo è un fatto veramente grave, cioè significa che il commissario non ha dialogato in questi mesi con il segretario generale. Devo dire, persona che io conosco, ho avuto modo anche di poter conoscere, sicuramente persona abbastanza capace, ha avuto modo di in questi anni. Chiediamo che cosa è successo con questo commissario, no? Insomma, allora, t'hanno titolato tutti verso l'addio, perché insomma c'è una procedura in corso, inutile negarlo, no? Assessore, diciamo, noi non la voglio mettere, diciamo, in qualche modo in imbarazzo nel suo ruolo, c'è una procedura, insomma, che si protrae già da qualche tempo, perché ovviamente qualcuno ha sollevato l'obiezione, no? Questo commissario portoghese non avrebbe i requisiti. Lui stesso intervistato non ha fatto mistero di dire: ma non me lo potevano dire prima che neanche facevo questa cosa. Però insomma è questa, poi diciamo, adesso vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Lei, se vuole anticiparci qualcosa, ovviamente può farlo tranquillamente. La cosa che posso dirvi, ovviamente per quello di mia conoscenza, è che è pervenuto un parere da parte dell'ufficio legislativo e legale della regione, che è l'avvocatura della regione, che è sempre quello di Cannes, no? Ha lavorato tanto. È sempre quello. Che questo parere era stato chiesto qualche mese fa e chiaramente spiega. Andrea, 26 agosto, un parere richiesto il 26 agosto. Non c'era nessuno. Cioè, ma stiamo parlando di 6 mesi. Cioè, ragazzi, è un fatto, ci sono stati atti importanti. Cioè, questo è un fatto grave, quello che è successo al comune di Catania. Questo parere pervenuto da parte dell'ufficio legale chiaramente censura i requisiti dell'attuale commissario del comune di Catania.
e quindi noi correttamente stiamo notificando all'interessato questo stato di fatto, il quale avrà un tempo per eventualmente controdedurre, perché poi può anche darsi che lui abbia requisiti che magari in questo momento nel curriculum o lui diciamo non li aveva segnalati. Chiaramente alla scadenza di questo termine si valuteranno quali sono ovviamente le sue deduzioni. Ce lo dirà. Così facciamo la trasmissione. Non c'è dubbio. Ma in questo periodo nel frattempo la città rimane ulteriormente. No, nel frattempo la città rimane. Allora, Messina ha fatto il sindaco. La città rimane attualmente. Io scusi, ma un attimo, Messina ha fatto il sindaco, De Luca ha fatto il sindaco, e Pellegrino insomma sa che cosa vuol dire fare il sindaco, Porta ha fatto l'assessore, lei insomma si occupa. Una città senza sindaco, il caso Catania credo sia emblematico, no? Lo chiedo anche a voi che non siete, cioè senza il sindaco non si possono fare tante cose, no? Pellegrino, De Luca, Messina, cioè una città... Da quanti anni è che non c'è il sindaco a Catania? Ma di che cosa stiamo parlando? Scusate, ci ritroviamo veramente a delle anomalie più grandi. Noi ci ritroviamo con una città che non ha il sindaco da 2 anni. E non solo, ma c'è stata una scelta politica di tutto il centrodestra anche in relazione alle ultime dimissioni di Pogliese, il quale, a differenza mia, io mi sono dimesso il 14 di febbraio per portare la città di Messina al voto con le elezioni di giugno scorso. Invece qui lo scandalo è che si è deciso di commissariare la città per un altro anno e nessuno parla e nessuno grida allo scandalo, come se lo scandalo in questo momento fosse quello del requisito o non requisito di un commissario. Ma io, guardate, da questo punto di vista per forza mi deve indignare, perché qui è stata fatta una scelta voluta, probabilmente perché c'era la paura di affrontare il giudizio dei catanesi prima delle elezioni regionali e politiche. Però scusami Catena, ma non è una scelta delle forze di centrodestra. Ma scusami, ma le dimissioni di Pogliese sono personali, non è che sono del centrodestra. Dico, è una scelta personale, non dei partiti. No, la scelta è del centrodestra. Ma perché del centrodestra? Mica lo potevi costringere a dimettersi. L'ha tenuta l'intero centrodestra. E anche quando Pogliese ha fatto il repulista in giunta, l'ha fatta sempre con quella logica. Quindi cerchiamo ora non... Scusami, Cateno, perdonami, non è così, perché io ne sono la vittima personale, quindi ti posso garantire che non è stata discussa la cosa, quindi e fu un atto che fece lui autonomamente senza che condivise la scelta con le forze politiche, quindi su questo... Che nessuno però ha messo in crisi la giunta politica. Ecco. Ed è rimasti tutti lì in silenzio. Questo è corretto. Giusto. La città di Catania è stata usata come un pisciatoio politico. Questo è il vero argomento della campagna elettorale che affronterò io personalmente a Catania con il nostro candidato. Chi è? Chi sarà? Ve lo sveleremo tra settimana. Ma quando? Aspetti, ve lo sveleremo, non ho sentito. E non è, e vi assicuro che rimarrete tutti basiti, come si dice a Fiume. Ma perché? Perché non ce lo può dire adesso, De Luca? Quando non ce lo dice? Assolutamente no, non lo saremo. Abbiamo gli argomenti, come vedete. Qui c'è un centrodestra che realmente da 3 anni non ci vuole dire il candidato. Non ci vuole dire il candidato, De Luca, questo è... non ce lo vuole. Sbalordito. Ma quando? Qua, più o meno, ci dica qua. Ma ci sono in questo momento già delle interlocuzioni. In questo momento vi posso dire che tra ieri, sabato e oggi, domenica, ci sono stati incontri a Catania, sedute spiritiche, se ne è occupato direttamente il nostro coordinatore Danilo Lo Giudice con l'onorevole Balsamo, e vi assicuro che dalle sedute spiritiche sta emergendo l'uomo giusto. Pellegrino ride, mettete Pellegrino perché è fantastico. Io posso spiegare che il candidato sindaco, soprattutto il candidato sindaco, ho scelto la seduta spiritica, bravo, veramente questa cosa è un po' sindaco fantasma. Per carità, Cateno, questo no, questo Catania no. Cateno già il fantasma l'abbiamo avuto. Meglio questo che Cateno già il fantasma l'abbiamo avuto, ce ne porti un altro tu, siamo veramente fregati. Dico, visto che sto intervenendo, volevo aggiungere una questione del commissario, cioè si ripropone sempre lo stesso modus operandi, cioè, ma te ne accorgi ora che i requisiti non ce li ha?
Ma soprattutto a lui, posteriori, cioè tu prendi un commissario e te ne accorgi dopo mesi e mesi che non c'è requisiti, ma stiamo scherzando, ma veramente è una barzelletta. Cioè, ma poi ha fatto anche il commissario della provincia, no? Lui ha fatto, dico, quindi da più di un anno che comunque firma atti, carte, dico, che succede a questo punto? Si sono accorti dopo Che succede a questo punto? Questo è interessante. Cioè, tutti questi atti che vengono annullati, c'è l'assunzione dei PUC, il prolungamento dei... Mi hanno detto che era amico personale di Musumeci. Quindi l'ha scelto Musumeci, comunque l'ha scelto il governo Musumeci, l'ha scelto l'assessore della giunta Musumeci, quindi ritorniamo sempre lì, questo centrodestra che continua a violentare Catania. Allora, dobbiamo fermarci, fermi un attimo e possiamo rispondere un po'. Messina dopo è importante. Messina è qua. Allora, io devo salutare Catena De Luca, grazie Catena De Luca per essere stato con noi. Grazie a voi. Se succede qualcosa in settimana, torni domenica, ce lo raccontare. Come si materializza dall'ultima seduta spiritica sarete avvisati. Grazie, insomma, parleremo col medium, grazie all'onorevole Stefano Pellegrino e grazie per essere stato con noi Pellegrino. Buon lavoro. A voi, grazie. Buon lavoro, pubblicità e poi torniamo a parlare nell'ultima parte del sindaco di Catania. Andate un po' lunghetti questa sera all'interno della nostra trasmissione del Punto. Allora c'è solo il tempo per i saluti e volevamo parlare di più ovviamente dell'amministrativa a Catania, ma c'è tanto tempo per farlo, anche che qua mi pare che qua i nomi così li centellinano. Nei prossimi giorni usciremo qualche nome anche noi, guarda Alessandro Porto, Giuseppe Marano, l'assessore Messina. Nel frattempo, assessore, può rispondere alla domanda di prima, quella del commissario portoghese? Io chiamo però Totò Calì perché si è bloccata un po' la mano. Vieni Totò, vieni. Arrivo. Eccolo qua. Vieni. Esisti. Vieni. Un passo un po' più veloce perché siamo in finale, siamo in chiusura. Un passo ecco, stai qua, la vignetta è qua, non la possiamo fare vedere, però gira il tablet. Certo. Assessore, lei risponde intanto, cosa succede con le... Lo posso commentare se vuoi. Sì, intanto giralo così te la faccio vedere. Okay. Perché per dire che c'è la vignetta. C'è la vignetta. Non si vede, ma c'è. Credeteci. Assessore, cosa succede con le cose del commissario, gli atti del commissario? No, la revoca ovviamente ha efficacia dal momento che viene formata e notificata, quindi tutti gli atti non dovrebbero subire nessun danno. Allora, prima dei saluti vi faccio vedere un candidato. Ti faccio vedere anche te, guarda. Un candidato già c'è a Catania. Guarda, non sono un candidato. No, tu non sei un candidato, però quello che vi stiamo facendo vedere è uno degli aspiranti sindaci del comune di Catania. Guardate questo filmato. Buonasera, per la serie Se li conosci, li voti, stasera cominciamo a conoscere l'onorevole Salvo Lamazza della Pippa. Chissà se era lui il primo cittadino di Catania, scopriamolo. Vota Lamazza, vota Lamazza. Sì, grazie. Noi abbiamo scelto quale elemento del nostro partito l'asso di bastoni, quale elemento per la fustigazione, per la bastonatura del malcostume della politica siciliana e catanese in particolare, e sotto la scritta Pippa, Partito Italiano per le Politiche Alternative. Ma noi qui teniamo a sottolineare che più che un partito siamo un movimento che si pone solitario al centro e che non ha accordi né con la destra né con la sinistra. Allora, se ho capito bene, la Pippa è un movimento solitario. Sì. Va bene, io le dico una cosa, ma lei come intende premiare coloro i quali le danno fiducia? Gli elettori, che cosa ha da dare ai suoi elettori? Abbiamo un programma, abbiamo stilato un programma che prevede... e ce l'ho qua proprio, tutti quelli che ci porteranno dei voti avranno diritto, chi porterà 5 voti, una scicata delle multe automobilistiche degli ultimi 2 anni. Ma che programma è? Con 20 voti rilascio del tagliando autorizzativo saliescente da via Etnea, con percorso interno BRT e parcheggio gratuito sulle strisce blu. Addirittura chi porta 50 voti avrà anche il 50 o il 70% di sconto. Ma stiamo scherzando? Addirittura chi porta 100 voti e porterà i voti a noi della Pippa avrà addirittura un condono automatico di un abuso edilizio o di una terrazza abusiva che è stata in qualche modo non sanata. Noi ci ripromettiamo di fare sanare tutto. Lei primo giorno da sindaco come pensa di rinnovare, di far conoscere questa nostra
maltrattata città. Un bel bigliettino da visita, un nuovo bigliettino da visita. Orbene, nel programma della Pippa Catania diventerà il giardino del Mediterraneo. Sì, vabbè, la novità è arrivato la mazza. Mio zio queste cose già le fece 30 anni fa, nel secolo scorso. Finisce qui questo nostro primo incontro. Ma non se è... li conosci lì, per favore non ti ascolta, io ne posso sapere dove ne posso. Lo zio già le fece. Vabbè, grazie Luca, a te la linea, alla prossima. Neanche il tempo questo, però questi sono i personaggi. Ridi un po' tu, ridi. Qualcuno, Questo lo copieranno, guarda, come si chiama? Santo Lamazza. Allora, siamo in chiusura, non ci riusciamo perché si è bloccato insomma, il sistema. Totò, sorridi, fallo un sorriso. Sì. Guarda la telecamera e fai un sorriso. Sto sorridendo. Beh, complimenti, penso che allegria a casa. Grazie Alessandro Porto per essere stato. Grazie, potrebbe essere un candidato. Grazie a Giuseppe Marano, deputato del Movimento 5 Stelle a Lazio, tanto impegnatissimo. Oggi avete presentato, anzi ieri avete presentato il vostro movimento a Catania, insomma. Velocemente. Sì, abbiamo fatto una conferenza stampa per annunciare l'apertura sul fronte progressista, quindi abbiamo fatto una chiamata pubblica alle forze politiche e civiche della città per fare un progetto concreto per Catania, quindi tutte quelle forze che condividono i nostri temi. Il campo progressista è fortemente ambientalista, quindi no inceneritori, no... Quindi la mazza non va bene, perché fai dei condoni. No inceneritori, no nucleare, giustizia sociale, ambiente, disabili, deboli, quindi tutti quelli che si avvicinano alle nostre tematiche sono benvenuti in questo progetto, aperto a chiunque voglia partecipare. Non più corse in solitari, insomma, ma siete pronti anche diciamo, ad apparentarvi con qualcuno, non nel progetto. Le idee buone si devono portare avanti e quindi tutte le forze politiche e civiche che a Catania vogliono partecipare a questo progetto, noi siamo lieti di dare il benvenuto. Prego, fa la domanda. Non ci sarà la deroga al terzo mandato. Sì, ho letto nel pensiero. No, non c'è la deroga, non c'è la deroga del terzo mandato. Giustamente vogliono anche e quindi il sapere, presidente Conte non la darà. Questo programma è abituato a dare esclusive, quindi dicono guarda giusto, grazie a Luca. Ma del resto se si va insieme in una coalizione è bene che si scelga insieme il candidato sindaco. Non si autoproponga. Messina, allora, al di là del ruolo di assessore, ma insomma di esponente. C'è molta attesa a Catania e secondo me ci vuole un sindaco che sia un bravo amministratore, al di là delle scelte di partito, al di là di qualsiasi personalismo. Catania ha bisogno di rinascere, ha bisogno di azzerare questa emergenza. Sappiamo che il Comune anche ha il problema del dissesto e quindi non si può più scherzare. Secondo me le forze politiche, almeno quelle del centrodestra che io auspico che vadano insieme in questa battaglia elettorale, scelgono un bravo amministratore che possa fare risorgere Catania e possa ricostruire tutto ciò che non è stato fatto negli ultimi 3 anni. Bene. Non credo proprio. Insomma, io ringrazio Gina Storina e Luciano Messina insomma, per queste anticipazioni. Ogni tanto qualcuno si propone, ogni settimana vediamo se riusciamo a beccare qualcuno di questi personaggi. Insomma, grazie ancora a Gina Storina e Luciano Messina. Allora siamo arrivati. Sorridi un attimo, stiamo sorridendo. Fallo un sorriso, mannaggia. Allora, grazie ai nostri telespettatori per essere stati con noi, grazie all'assessore Andrea Messina, grazie a Giuseppe Marano, grazie Alessandro Porto. Grazie Totò per il tuo sorriso che è sempre così, dà calore. Speriamo la prossima settimana di fare vedere le vignette che ci sono. Grazie ai nostri telespettatori per essere stati con noi, buonanotte a tutti, buona domenica.